I voli interni sono già stati fermati, mentre per quelli internazionali bisognerà attendere la mezzanotte di venerdì. È uno spegnimento graduale quello del Canova di Treviso, un gigante che si appresta a trattenere il respiro, così come le centinaia di dipendenti per cui si stanno attivando gli ammortizzatori sociali, mentre la società Save che controlla gli scali veneti è al lavoro per definire questa delicatissima fase. Riunioni si sono susseguite anche nelle ultime ore. Le principali compagnie hanno già decretato lo stop ai voli su tutte, ma non è l'unica Ryanair. Al Canova arrivano autobus vuoti, parcheggi solitamente al completo sono deserti, solo qualche straniero in fuga, la maggior parte diretta a Berlino, una delle poche destinazioni confermate in un filotto di cancellazioni, direzione Russia ed Est Europa. We leave our states. Berlin, Germany, Germany. Ma lo spegnimento del Canova è un dramma per l'intero indotto. Alcuni bar e ristoranti hanno già chiuso, improvvisando periodi di ferie. Ci sono poi tutte le altre attività. Queste rappresentanti di commercio stanno ultimando il giro clienti prima di rimanere a casa. Sicuramente è molto preoccupante la cosa. Io lavoro qui, però stiamo fortemente valutando la chiusura.